Buonasera dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Disastroso incendio nella zona industriale di Catania, le fiamme distruggono un'azienda di smaltimento rifiuti, un'enorme colonna di fumo nero visibile da ogni parte della città. L'origine non è dolosa. È finita nel trapanese la fuga di Giacomo Vitale Pecoraro, il 25enne accusato di aver ucciso giovedì scorso a Prizzi con alcune coltellate Francesco Dino, 57enne bracciante. Pare che a fare scatenare l'ira di Pecoraro siano stati antichi rancori. 7 indagati per il suicidio in carcere di Stefano Argentino. L'ipotesi contestata dalla procura è di reato omissivo doloso. La settimana prossima l'autopsia. Ponte sullo Stretto, ufficializzate le tariffe per percorrerlo. Saranno inferiori al prezzo del traghetto, tra i 4 e i 7 euro. Oggi 2000 persone in piazza per la prima manifestazione dei comitati No Ponte dopo il via libera da parte del CIPES. Non servirà, vogliamo l'acqua. Picco dell'esodo estivo anche in Sicilia, oggi bollino nero su strade e autostrade. Caronte fa sentire i suoi effetti pure nella nostra regione, ma le temperature non saranno estreme come nel resto del paese. E poi il calcio, il Catania ufficializza l'acquisto di Salvatore Aloi, centrocampista di quasi 29 anni che ha firmato un contratto biennale. Aloi ha disputato 296 gare realizzando 18 reti. Dunque, bentrovati a Catania. Le fiamme distruggono un'azienda di smaltimento rifiuti nella zona industriale. Un'enorme colonna di fumo nero ha oscurato per ore il cielo. Accertato che l'origine non è dolosa. La CGIL denuncia serve un piano per la sicurezza industriale. Giusy Lazzara. Questa enorme nube nera ha oscurato per ore il cielo di Catania, facendo temere il peggio. L'incendio che ha alimentato la colonna scura si è propagato all'interno della Etna Global Service, l'azienda di conferimento e lavorazione di cartone e plastica provenienti dalla raccolta dei comuni. Le fiamme hanno distrutto lo stabilimento nella quinta strada della zona industriale e con il passare del tempo e l'aggravarsi della situazione è stato anche diramato l'allert. Emergenza fase 3, stato di allarme, evacuazione generale dello stabilimento. In azione il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sul posto per arginare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. La polizia è stata anche impegnata nelle operazioni di soccorso e di evacuazione delle aziende e dei capannoni vicino alla zona dell'incendio. Nei soccorsi sono state utilizzate le autobotti e il personale specializzato. Infatti si è temuto l'esplosione di una cisterna piena di gasolio dentro lo stabilimento. Sulle cause del rogo è intervenuta la stessa azienda, Etna Global Service, precisando che l'incendio non è stato doloso, ma si ipotizza che sia stato causato dallo sfregamento di materiali ferrosi che, alimentati dagli agenti atmosferici, hanno causato il rogo, coinvolgendo solo ed esclusivamente gli impianti dell'azienda di selezione dei rifiuti. Nessun ferito tra i dipendenti. Ma l'aria attorno è stata resa irrespirabile, tanto che i vigili del fuoco hanno chiesto l'intervento degli addetti dell'ARPA per analizzare e valutare la tossicità della nube. L'incendio scoppiato nella zona industriale di Catania mette a rischio lavoratori, cittadini e infrastrutture strategiche come l'aeroporto. Serve un piano straordinario di sicurezza industriale. Lo dice il segretario della CGIL De Caudo, che esprime forte preoccupazione per le sostanze tossiche e i rischi per la salute pubblica. Intanto 2 incendi sono divampati oggi nel Palermitano e stanno impegnando decine di squadre di vigili del fuoco, forestali e protezione civile e mezzi aerei. Il primo a Piana degli Albanesi, l'altro rogo a Camporeale nei pressi del cimitero. Nella zona raggiunta dalle fiamme c'è anche un oleificio e intanto domani sarà allerta meteo arancione a Palermo per ondate di caldo e rischio incendi come da comunicato della protezione civile regionale. La temperatura massima percepita sarà di 35 gradi. 60 famiglie evacuate a Camporotondo Etneo per il grosso incendio che si è sviluppato in un'area sottoposta a sequestro per una discarica abusiva. Orazio Longo.
Brucia ancora Camporotondo e Tneo, vigili del fuoco sul posto per mantenere l'area sotto controllo. Le fiamme partite da questo terreno già sequestrato per discarica abusiva hanno lambito le abitazioni. Il sindaco ha emesso un'ordinanza di evacuazione per 60 famiglie, alcuni hanno dormito nella sala consiliare del comune, altre si sono organizzate da parenti o amici. Noi stiamo rientrando a prendere delle cose e andiamo via. Abbiamo avuto molta paura, c'era il fuoco ormai da tutto il giorno, poi la sera era diventato veramente irrespirabile l'aria, c'era molto fumo nero e quindi per una questione di sicurezza ovviamente hanno preferito far evacuare. Noi, avendo 2 bambine, abbiamo preferito dormire da parenti. Abbiamo avuto la fortuna di appoggiarci lì, però c'erano molte persone anche al comune. Tantissimi copertoni bruciati, plastica, elettrodomestici. Questo è quello che rimane di una sedia completamente bruciata, una sedia in ferro, probabilmente in plastica. Come tutto il resto è andato bruciato qua e che sta continuando a bruciare, l'odore è ancora fortissimo. Aria che rimane irrespirabile. Adesso si cerca di capire come si è sviluppato il rogo. L'ordinanza la terrà in vigore sicuramente fino a domani mattina, in modo tale che tutti i fumi speriamo si siano stoppati. Una buona parte dell'area interessata dall'incendio è sottoposta a sequestro da parte delle autorità competenti da circa un anno. A chi competeva la liberazione dell'area? Certamente non al comune, senza un'autorizzazione di chi ha sottoposto sotto sequestro l'area non poteva intervenire. La conta dei danni? A caldo non le saprei dire, sicuramente mi ritengo fortunato che non ci sono stati danni su civili e su abitazioni. Intanto da una discarica bruciata altre crescono impunemente ai bordi delle strade. Ed è finita nel trapanese la fuga di Giacomo Vitale Pecoraro, il 25enne accusato di aver ucciso giovedì scorso a Prizzi con alcune coltellate Francesco Dino, 57enne bracciante. Pare che a fare scatenare l'ira di Pecoraro siano stati antichi rancori. Laura Spanò. Francesco Dino, il bracciante di 57 anni di Prizzi, sarebbe stato ucciso per vendetta. La sorella della vittima racconta infatti che suo fratello e Giacomo Vitale Pecoraro avevano avuto alcuni anni fa una lite e suo fratello aveva presentato una denuncia. Poi giovedì l'omicidio e la fuga di Pecoraro, il 26enne di Palazzo Adriano, accusato dell'omicidio di Dino. Il giovane dopo 2 giorni è stato però bloccato e arrestato nel Trapanese, dove si era rifugiato dai carabinieri del comando provinciale di Trapani. La sorella di Francesco Dino racconta che Pecoraro aveva tentato di ucciderlo già la sera prima, si era appostato sotto casa del fratello a Prizzi, lei lo aveva notato attorno alle 22 mentre stendeva i panni. Pecoraro sarebbe rimasto lì per un po' di tempo fino a quando non si è accorto della donna e si è allontanato. Giacomo Pecoraro sapeva che il bracciante avrebbe fatto rientro a quell'ora, ma la presenza della sorella di Dino avrebbe mandato in fumo i suoi piani già da tempo progettati. Il racconto della donna infatti rafforza ancora di più la premeditazione, dice Mario Bellavista, avvocato della famiglia. Pecoraro ha certamente pianificato l'omicidio. Pecoraro però ha solo rimandato di qualche ora l'omicidio, poi avvenuto giovedì quando ha colpito la vittima alle spalle e all'addome davanti alla sua abitazione con diversi fendenti. Trasportato in soccorso all'ospedale civico, il bracciante è morto durante il volo a causa delle gravi e profonde ferite. Intanto all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico è stata eseguita l'autopsia sul corpo del bracciante. 7 indagati per il suicidio in carcere di Stefano Argentino. L'ipotesi contestata dalla procura è di reato omissivo doloso. La settimana prossima l'autopsia. Francesco Triolo. Sono 7 le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Stefano Argentino, suicida nella sua cella del carcere di Gazia Messina. L'ipotesi di reato contestata alla procura allo stato è una fattispecie omissiva dolosa che ha provocato la morte del giovane. Gli indagati sono la direttrice e la vice direttrice del carcere messinese, l'addetta ai servizi trattamentali dell'istituto di pena, l'equipe composta dallo psichiatra e dagli psicologi che hanno avuto in cura Argentino. L'inchiesta è stata affidata alla PM Anna Maria Arena. Intanto il procuratore capo Antonio D'Amato e la sostituta Alice Parialò martedì prossimo a Palazzo di Giustizia conferiranno al medico legale l'incarico per l'autopsia sul corpo di Stefano Argentino. A seguire l'esame sarà effettuato all'obitorio del Policlinico. Si possono fare solo supposizioni, al momento è stato il commento dell'avvocato Giuseppe Cultrera che assiste la famiglia di Argentino. Auspico soltanto che almeno stavolta le indagini siano approfondite e possano portare a risultati concreti. Stefano, ha continuato, avrebbe dovuto essere rinchiuso in una REMS o in un istituto a custodia attenuata. Il suo stato mentale, ha aggiunto, non era compatibile con la custodia in carcere.
Tragedia a Mondello, nel Palermitano, dove un giovane si è tuffato dal gommone finendo sull'elica del natante che gli ha provocato gravissime ferite al torace. Il giovane è morto poco dopo. Gli amici che erano con lui sull'imbarcazione hanno tentato di soccorrerlo e lo hanno portato al mollo. E a Messina nel pomeriggio il corteo dei comitati No Ponte, 2000 persone in piazza, è la prima manifestazione in piazza dopo l'approvazione del CIPES. Andiamo a Messina, per noi c'è Francesco Triolo. Il giorno del corteo No Ponte a Messina, il primo, la risposta dei comitati contrari all'opera dopo il via libera da parte del CIPES. In pieno centro a Messina hanno sfilato da piazza Cairoli a piazza Duomo con i cartelli, chiedevano acqua non guerra, una parola forte per ribadire l'opposizione al ponte come struttura strategica sul piano militare. In molti sottolineano le incongruenze ambientali, tecniche, finanziarie e denunciano le forzature politiche che hanno portato all'accelerazione nell'operazione. Prestazione che cade al momento giusto e che deve avere la forza di opporsi a questo modello di sviluppo del territorio che non è un modello di sviluppo. Comporterà per la distruzione della città peggio di un terremoto e poi noi siamo sicuri, a parte l'inutilità del ponte perché non serve il ponte ma ben altro, sembra una banalità per Salvini ma è così in realtà. La cosa più importante è la mobilitazione popolare, il passaggio del CIPES è un passaggio simbolicamente importante ma non decisivo, il ponte si può ancora fermare. Preoccupazione è per l'impatto che l'opera avrà sulla città, sul territorio, con le opere connesse, anni di cantieri, espropri, quartieri che diventeranno invivibili, tutto questo mentre dall'altra parte si sottolinea il valore che il ponte avrà, i risparmi che porterà. La Stretto di Messina ha ufficializzato quelle che saranno le tariffe che andranno da 4 a 7 euro, ben al di sotto del costo attuale di traghettamento. E cambiamo argomento, Mazzarino, segnalazioni, denunce, un ossario fatiscente dopo il nostro servizio. Il cimitero nel Nisseno adesso è al centro di un duro scontro politico. Gerry Italia. A Mazzarino la quiete del cimitero comunale sembra ormai un lontano ricordo. Quella che una settimana fa sembrava un'anomalia isolata si è trasformata in un vero e proprio caso politico con possibili sviluppi giudiziari. Dopo il nostro primo servizio le segnalazioni dei cittadini si sono moltiplicate. L'ultima arriva da una donna che, recandosi alla tomba dei nonni, ha trovato una sepoltura improvvisata, l'ennesima, una lastra di lamiera appoggiata a coprire il terreno, una scena che ha richiesto anche l'intervento dei carabinieri. Sul tavolo del sindaco Domenico Faraci intanto è pronta un'ordinanza per chiudere e bonificare l'ossario comunale che i residenti chiamano ormai discarica e che le nostre telecamere hanno documentato in condizioni precarie. Ma è proprio sull'ossario che esplode la polemica. L'opposizione denuncia una gestione a doppio binario, aperto per un'estumulazione autorizzata dal sindaco pochi mesi fa, ma off limits quando i consiglieri chiedono di entrare per un'ispezione. Motivi ufficiali, problemi igienico-sanitari e criticità strutturali. I consiglieri, che stanno preparando una commissione d'indagine, accusano anche l'assenza della giunta all'ultimo consiglio comunale convocato proprio per discutere il caso, un'assenza giustificata, sostengono, da impegni legati a un concerto dei Mattia Bazar. Questa non è un'amministrazione, è una recita a danno dei cittadini, accusano i consiglieri, annunciando di voler portare il caso in prefettura e davanti agli organi di controllo. Nel frattempo, tra tombe improvvisate, ossari fatiscenti e aule consigliari vuote, la vicenda del cimitero di Mazzarino continua a scavare non solo nella terra ma nelle crepe della politica locale. Picco dell'esodo estivo anche in Sicilia, oggi bollino nero sulle principali arterie stradali e autostradali. Caronte fa sentire i suoi effetti anche sull'isola, ma le temperature non saranno estreme come nel resto del paese. Emanuela Corsi. Un altro weekend da bollino nero sulle autostrade siciliane. Il secondo fine settimana di agosto segna il picco dell'esodo estivo anche in Sicilia, tra le mete preferite di quest'estate. In vista della settimana di Ferragosto, ANAS ha sospeso oltre l'83% dei cantieri attivi lungo tutto lo stivale per evitare disagi e incolonnamenti per gli oltre 12 milioni di veicoli in movimento. La mattinata più critica quella di oggi, con il picco di spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare e montagna.
Sulle autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazzara le maggiori criticità. Domani previsto bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio e nella serata, quando si concentreranno i rientri di chi ha scelto il weekend breve o una giornata al mare. Per quanto riguarda le temperature, l'anticiclone africano Caronte si farà sentire anche in Sicilia, ma non troppo. La colonnina di mercurio farà registrare tra i 30 e i 35 gradi nelle principali città siciliane fino a Ferragosto, mentre le minime scenderanno anche sotto i 20 gradi. Dimenticate quindi il caldo estremo e le notti tropicali di luglio. Questi giorni di agosto regaleranno temperature più gradevoli per i residenti e i tanti vacanzieri che affollano le località turistiche dell'isola. Dobbiamo svegliarci, essere migliori. L'appello di Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i territori occupati in Palestina, che a Catania ha presentato il suo libro Quando il mondo dorme. Il servizio. Lo spirito di un luogo è fatto dalle persone che lo abitano e questo vale in modo particolare per la Palestina. Quando il mondo dorme, il libro di Francesca Albanese, la relatrice speciale ONU sui territori occupati, una delle poche voci di denuncia di quello che sta accadendo, è un atto d'accusa all'indifferenza del mondo. Un viaggio scandito da 10 storie che ci aiutano a comprendere storia, presente e se ci sarà un futuro della Palestina. Per me è un popolo estremamente resistente, è un popolo che resiste attraverso l'educazione, il cibo, che resiste attraverso l'ospitalità e resiste alla cancellazione. Ecco, tanti popoli anche in queste terre, tanti popoli autoctoni sono stati un po' spazzati via nel corso della storia. I palestinesi resistono e secondo me nella loro resistenza c'è un messaggio proprio catartico anche per noi contemporanei, che non possiamo essere gli stessi passivi, anestetizzati di un secolo fa o di quelli che oggi sanno che cosa abbiamo fatto nel resto del mondo attraverso 500 anni di colonizzazione. Dobbiamo svegliarci, possiamo essere migliori. Amata e anche molto odiata, l'albanese sta ricevendo la cittadinanza onoraria da vari comuni, l'ultimo dalla città di Bari. È un modo per esprimere solidarietà al popolo palestinese, ma vorrei, aggiunge, che non fosse solo un gesto simbolico. Occorre agire. A Siracusa i poliziotti vanno in bici. Dopo il G7 Agricoltura tornano quindi le pattuglie in sella ai mezzi a pedalata assistita donati da Confcommercio e Rotary. Come ha detto il questore Pellicone al nostro TG, è un modo per stare più vicini alla gente. Francesco Aloi. In sella alla bici per arrivare ovunque, persino nelle stradine più strette. A Siracusa la Polizia di Stato si sposta anche così, per un controllo del territorio sempre più mirato. Questo servizio andrà a integrare il servizio di controllo del territorio già esistente. Abbiamo delle auto elettriche che già operano da tempo, abbiamo la polizia piedata e quindi per noi insomma questo è un momento importante. Sono 2 le bici a pedalata assistita impiegate per fare pattuglia, non solo a Ortigia. Già apprezzate durante il G7 Agricoltura dello scorso anno, adesso è possibile rivederle in giro, tra la gente. E quindi abbiamo voluto far sì che questo sistema di controllo del territorio fosse quotidiano nella città di Siracusa, in particolare Ortigia. Bike 1 e Bike 2 sono state donate da Confcommercio Siracusa e Rotary Club Siracusa Ortigia. Questo progetto ci ha consentito di donare 2 biciclette con pedalata assistita per portare la legalità in modo ecologico, rapido e far sentire le persone protette e con le forze dell'ordine vicine. È importante che la presenza dello Stato, della Polizia venga avvertita anche nei periodi estivi, ma anche durante tutto l'anno, perché i negozianti si sentono molto più tutelati. Ma esserci sempre per la Polizia non è soltanto un claim, è la realtà. Perché più divise si vedono in giro, più è la sicurezza percepita, che è diversa da quella reale. Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, a Palermo per l'amichevole contro i rosanero, ha visitato il santuario di Santa Rosalia, indossando una t-shirt raffigurante i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con la frase «Le loro idee corrono sulle nostre gambe». Le foto sono state pubblicate su Facebook dalla pagina ufficiale del santuario di Santa Rosalia. E adesso una pausa, torniamo tra poco con il calciomercato.
Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Il centrocampista Salvatore Aloi ha firmato un contratto biennale con il Catania, vicino al club rossazzurro. Il trequartista Michele D'Ausilio seguì il del Trapani, ceduto alla Reggiana. Il servizio. Salvatore Aloi, 29 anni a novembre, è un nuovo centrocampista del Catania. Aloi, che ha siglato un contratto biennale, è cresciuto nella Regina prima di trasferirsi in Sicilia. A Trapani ha esordito in B, ad Agrigento in terza serie. L'anno scorso ha sfiorato con la Ternana la promozione in B, persa ai rigori a Pescara. Calciatore esperto e mezzala polivalente e bravo negli inserimenti in zona gol. Nelle competizioni professionistiche ufficiali ha disputato 296 partite, realizzando 18 reti e 23 assist. Nel 2019, con Vincenzo Italiano in panchina, ha centrato la promozione in B ai playoff con il Trapani. Negli ultimi 5 campionati Aloi, oltre alla Ternana, ha indossato le maglie di Avellino e Pescara. Si avvicina il trequartista Michele D'Ausilio, che arriverebbe a Catania con la formula del prestito con diritto di riscatto. Previsti anche 2 colpi in attacco per un Catania protagonista nella prossima Serie C. Dopo Bocic ceduto al Picerno, De Rosa è vicino al ritorno a Cosenza. Per l'amichevole del Massimino contro il Valletta Football Club, in occasione della presentazione della squadra, botteghini aperti dalle ore 16 alle 18 per la prevendita. Il Trapani ha ceduto il portiere Andrea Seculin alla Reggiana. Il Siracusa è vicino all'attaccante Federico Ricci del Crotone. 5-1 degli azzurri al Melilli nell'allenamento congiunto di Canicattini Bagni. A segno guadagni con una doppietta di Paolo, Damian e Capanni. E adesso una pausa, tra poco per altri aggiornamenti. E per questa edizione è tutto, nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.